Buongiorno dall'Arcoveggio, convegno di corse di domenica 17 ottobre. Prima corsa, prima delle due gentleman del pomeriggio, cavalli di 4 anni, Brenda Pitts, Bendorial Mail, Balsamo Leone, Baby Francis, Bigarella Rec in prima fila, Belvolo, Brufenoil, Birbadal, Bob Logan in seconda. Bigarella Rec la più appoggiata, numero 6 Leonardo Vastano, macchina che accelera. Partiti la velocità iniziale di Balsamo Leone che conquista il comando nei confronti di Birbadal, partita benissimo dalla seconda linea, va direttamente in schiena a Balsamo Leone. In terza posizione si accoda Baby Francis davanti a Brenda Pitts. Percorsi esterni Bigarella Rec. Balsamo Leone completa in 14,6 200 iniziali e continua di lena. Bigarella Rec in quarta posizione esterna. Per il momento rimane lì senza progredire perché il quarto iniziale se ne va in 29 secco. Andatura sostenuta sulla curva con Balsamo Leone che continua a guidare nei confronti di Birbadal e Baby Francis, Brenda Pitts in quarta posizione, poi all'esterno Bigarella Rec, ma intanto 43,9 per i 600 di gara. Balsamo Leone che continua a fare andatura anche davanti alle tribune, completa il giro iniziale in 58,4. Qui indietro vediamo anche Brufenoil e Bob Logan, ma l'andatura è proibitiva per il momento con Balsamo Leone che continua a mantenere una lunghezza e mezzo su Birbadal, poi Baby Francis e gli altri. Intanto il chilometro in 1,14,1. Balsamo Leone non si lascia avvicinare, Birbadal in seconda posizione, poi Baby Francis. Nessuno dei cavalli all'esterno ovviamente riesce a progredire. A 450 dalla conclusione sempre Balsamo Leone a fare l'andatura, la frazione ora in 15,2. Si riavvicina Birbadal insieme a Baby Francis che è infilata all'interno da Brenda Pitts. Intanto siamo al completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, prova a spostare Birbadal. Balsamo Leone ancora una lunghezza e mezzo di margine, 100 conclusivi con Birbadal che prova a spostare, Balsamo Leone in vantaggio. Balsamo Leone pur finendo un po' stanco conclude ancora nettamente al primo posto, secondo per Birbadal, al terzo è Brenda Pitts, 1,15,1, tutto ad un fiato per Balsamo Leone. Michela Rossi in sediolo, training di Salvatore Valentino, vince con percorso di testa deciso. Secondo posto quindi per Birbadal che aveva colto ottima partenza dalla seconda linea. Al terzo finisce Brenda Pitts, numeri della prima corsa 3-9-1.